Dopo un braccio di ferro tra azienda e lavoratori si è trovato un accordo. Sì, finalmente ieri sera, dopo quasi un mese di assemblea permanente 24 ore su 24, abbiamo siglato l'accordo che prevede l'apertura di una procedura di mobilità volontaria dal 19 dicembre. Nel frattempo i lavoratori che non accetteranno il trasferimento a Volta Mantovana saranno posti in cassa integrazione ordinaria. La sottoscrizione del verbale 411, quindi alla cessazione dei rapporti di lavoro, l'azienda erogerà una somma per l'incentivo all'esodo pari a 2.000 euro netti. Per i lavoratori invece che accetteranno il trasferimento e seguiranno quindi l'azienda, il rientro immediato lunedì 19 ottobre in servizio e poi l'erogazione di 300 euro netti al mese per sostenere parzialmente le spese di questo trasferimento. È paradossale che oggi ci troviamo a festeggiare il licenziamento di 70 persone, però è stata una trattativa veramente difficile e anche con posizioni nuove da parte delle aziende, nel senso che non ci volevano concedere alcun ammortizzatore sociale e questo ovviamente ha portato a una lotta dura. Noi purtroppo constatiamo che perdiamo altri 70 posti, anzi 120 posti di lavoro nella nostra provincia e purtroppo questa è una cosa che si sta moltiplicando perché abbiamo altre realtà che paventano l'idea di trasferirsi. Perché alla fine la scelta di questi trasferimenti? Ma la scelta è legata soprattutto all'opportunità che il Job Act e poi anche la legge di stabilità dà in termini di sgravi finanziari, nel senso che le aziende che fanno nuove assunzioni a tempo indeterminato hanno la possibilità in 3 anni di avere degli sgravi pari a 24.000 euro. Quindi di cosa fanno le aziende? Decidono di trasferirsi anche di 100 chilometri, non dando le possibilità ai lavoratori di accettare e di subire questo trasferimento e quindi di licenziarsi, come appunto Alliso ha tentato di fare, e hanno l'opportunità, la possibilità di assumere, di avere appunto questi sgravi. Quindi è una speculazione chiarissima.